Passiamo adesso alla introduzione dell'onorevole Tindrino Sultano. Grazie. Io ho accolto molto volentieri l'invito che mi è stato rivolto da Fausto Muta, anche se ho subito capito che il mio lavoro, il mio impegno è stato un po' impegnativo e un po' anche difficile da riassumere in una breve conversazione. Come è stato già detto, la figura di Caruso, la personalità di Caruso, che appariva ai superficiali anche semplice, francescana, un po' molto mite, molto disponibile, molto remissivo certe volte appariva. Poi chi l'ha conosciuto da vicino e chi lo ha avuto anche collaboratore come me sa che questa impressione era fondamentalmente sbagliata, cioè non era mite sicuramente, era anche conviviale, era anche per una strategia comunicativa, chiamiamola così, molto socializzava con tutti, sia qui a livello locale sia a livello parlamentare, e i colleghi parlamentari lo sanno, lo ricorderanno, era l'anima della nostra vita comune, nel senso che era quello che si preoccupava di più di farci incontrare, di verificare insieme le opinioni e così via. Quindi la figura è una figura piuttosto non semplice da descrivere in breve, ma io tenterò di farlo con alcuni cenni essenziali, partendo, come ha ricordato il Presidente dell'Associazione, da questo testo che io non conoscevo, che mi ha mandato gentilmente Fausto, in questi fogli di diario di un parlamentare. E devo dire che alcune cose non le ricordavo neanche, a volte le abbiamo fatte insieme a me, ma insieme anche a Macciotta, a Pani, gli altri amici che sono qui, a voi che ho visto e che ho salutato molto cordialmente, Nami, che avevamo approdato in Parlamento, io e Caruso, praticamente nello stesso anno cruciale, diciamo, in un certo senso di svolta anche di impostazione e di atteggiamento nei confronti del lavoro parlamentare. Io fui catapultato alla Camera per una fuga, ma una scelta di Cossiga che non volle più candidarsi al Parlamento, alla Camera dei Deputati, ma si volle candidare al Senato. Rimase vuoto il posto di capolista e nonostante io resistessi molto a questa idea di andare alla Camera, la DC insistette perché io facessi il capolista e guidassi le elezioni difficili in quel momento, anche perché eravamo nel pieno di una crisi che tutti ricorderanno, del tentativo da parte nostra di varare la giunta di unità autonomistica, cioè di far entrare il Partito Comunista nella giunta regionale, e la DC, ma anche la politica sarda attraversava un momento di smarrimento, di disorientamento in un certo senso. Bisognava ribadire, noi questo facemmo con molta forza e con molta atrevido, come direbbe in sardo, di sottolineare da parte della Sardegna il contenuto fondamentalmente sardo della politica nazionale, cioè noi andavamo a Roma con un mandato molto preciso, molto vincolante, nonostante la Costituzione, che obbligava noi a occuparci di quei problemi drammatici che sono tutti aperti ancora, poi ne parleremo un momento, di cui la Sardegna soffriva in quel momento, che erano i problemi della riforma della regione, del rilancio dell'autonomia, della crisi della base industriale tradizionale, mineraria e della trasformazione metallurgica, della base
petrolchimica nata in Sardegna, di Ottana che attraversava un momento particolarmente difficile, di tutto l'insieme dell'attività produttiva sarda, comprese l'agricoltura, compresa l'energia elettrica che è stata già accennata, compreso un insieme dei fattori che caratterizzavano la nostra isola in quel momento. Caruso fu candidato lo stesso nell'83 e avremmo l'occasione immediatamente di misurarci con questa sfida, verificare quanto il gruppo parlamentare, il piccolo gruppo parlamentare, noi eravamo una ventina di deputati tra tutti i partiti, ma il gruppo della vicino mi ricordo se eravamo 7, 8, 9, scusate questa mia anche capacità di memoria, ma eravamo molto determinati. Carlo scrive nel suo diario, proprio la prima notazione del diario, ci hanno convocato alla Camera per le ore 18 del venerdì 9 agosto. All'ordine del giorno le dichiarazioni programmatiche del primo governo Craxi. Le ascolto con molto interesse, anche con un po' di emozione, mi sembrano abbastanza buone. C'è però qualcosa che non mi torna, qualcosa che non mi convince. Non c'è alcun riferimento al problema della Sardegna. Alla fine della seduta ne parliamo con Leonardo Formulani, che era il vice di Craxi, che mi sembra molto sensibile alle nostre proteste e mi dice che si può pensare qualche formula da inserire nella replica del Presidente. Prima di scrivere una frase da consegnare a Forlani per che Craxi la inserisca nella replica, ne parla a lungo con Pietrino sotto e mi rivedo la lettera che contiene il mio programma scritto durante la campagna elettorale a quanto il più autore potuto. Voglio trovare lo spunto per una frase sintetica ed efficace. Noi ci vedemmo, non solo io e lui, ma tutti i parlamentari della maggioranza, vi ricordo, per assumere un atteggiamento comune. Noi avevamo minacciato molto seriamente, non una minaccia al voto, che non avremmo votato il governo. E quindi di fronte a questa forte determinazione del gruppo sardo si riuscì a far passare poi nella replica di Craxi una frase abbastanza generica ma impegnativa, perché il Presidente del Consiglio parlava di un governo che era presieduto per la prima volta da un socialista, quindi in una posizione politica molto delicata e impegnativa, di una frase che c'è qui riportata, ma a volte ve la leggo, in cui Craxi si impegnava, riconoscendo le condizioni particolari dell'autonomia della Sardegna, a avviare un processo di riforma, a costituire una commissione e a lavorare intorno a questa revisione, che è il tema poi che torna lungo in quegli anni del Parlamento italiano, con scarso successo, dobbiamo dirlo al nostro disdoro, insieme a tutti gli altri temi che poi ancora oggi costituiscono, diciamo, il tessuto sostanziale della politica regionale. Lasciando per un momento il discorso sul Parlamento, io voglio ricordare brevemente alcuni particolari della vita di Carlos, perché comprendiamo anche l'impegno che egli ha messo nella vita politica. Dal 83 al 92 fu deputato alla Camera, come è stato ricordato, prima era stato con l'altronura consigliere comunale, provinciale, assessore, segretario della DC di Nuoro, è stato vice segretario regionale, vice capogruppo in consiglio regionale anche con me, vice capogruppo della Camera alla fine della sua carriera politica, prima negli anni mi pare dal 90 al 92, io ero anch'io nel direttivo della Camera perché Nino era diventato vice capogruppo, quindi al vertice del gruppo della Democrazia Cristiana e con un grande anche impegno di aula, era un uomo, un topo d'aula, diciamo, come si dice. Io, lui e Macciotto erano molto legati al Parlamento, molto più di me, molto più di altri amici che sono qui, cioè vivevano praticamente nelle mura del Parlamento, erano tutto il giorno chiusi lì a scartabellare tutto, gli emendamenti da presentare, tutte le leggi da vedere, di questa commissione bilancio della quale erano praticamente i due.
assessore alle finanze e urbanistica nella giunta di solidarietà autonomistica.